Sì, l'agenzia è nata poco più di 3 anni fa, nel 2010. È nata dopo che si sono verificati alcuni attentati ai danni della Procura della Repubblica e della Procura Generale della Repubblica di Reggio Calabria, per cui si decise nel giro di pochi giorni di aprire la sede principale di questa agenzia a Reggio Calabria. Col tempo siamo riusciti, così come la legge prevede, ad aprire altre 4 succursali che in questo momento operano, una a Palermo, un'altra a Napoli, una a Roma e una a Milano. La legge, per la verità, prevede la possibilità di aprirne altre 2. Se ne avremo le risorse, se ne avremo possibilità, intenderei aprirne un'altra a Catania, perché la Sicilia da sola ha poco più del 43%, quasi il 44% di tutti i beni sequestrati e confiscati nell'intero territorio nazionale, per cui 2 sedi andrebbero bene, e un'altra sede vorrei aprirla per esempio a Bari, perché in quella regione, la Puglia, terra di Sacra Corona Unita, purtroppo non ho un punto di riferimento per poter operare.